Amici di Sportisimi, buonasera, un saluto dal vostro caro Marco Genuso, pronto per commentarvi la gara di ritorno di playoff Serie B che vede scendere in campo Mistral Palermo e CUS Palermo. Una sfida fondamentale per il futuro di queste due società. Oggi la posta in palio è veramente altissima, già c'è stato un atto di questo match, adesso lo raccontiamo, adesso inizieremo anche a darvi tutte le informazioni. Oggi non importa che siano le 21 di sabato sera, perché chi vuole veramente essere qui al palazzetto del Paloreto è qui presente, chi vuole incitare che sia una squadra o l'altra è qui presente, e credo che sia quello che interessi ad entrambe le formazioni. Nel frattempo adesso iniziamo anche a presentarvi la gara di andata, perché il CUS Palermo ha avuto una meglio nel primo scontro in casa 5-3 contro il Mistral Palermo, che oggi invece è costretto ad inseguire, ma ricordiamo la classifica in campionato nel girone H di Serie B dice CUS Palermo 38, Mistral 39, di conseguenza i punti, lo sapete bene, sono 1 di differenza, e quindi qualora finisse in parità sarebbe il Mistral chiaramente ad andare al turno successivo. Però bisogna intanto attendere oggi la partita, adesso vediamo quale sarà il quintetto iniziale. Già il CUS mi sa che lo ha schierato con Lopipara in porta, sicuramente poi vediamo con la 10 Giangrande, con la 9 Cascino, con la 21 c'è Alessio Grammatica che ha fatto tra l'altro gol, che partita poi anche nella gara di andata. Dall'altra parte invece vediamo sicuramente Di Maria, sicuramente vediamo con la 9 Claudio La Torre, con la 8 Muro, che è sicuramente uno dei giocatori da attenzionare maggiormente, Di Liberto tra i pali e Dell'Aria a concludere questo quintetto. D'altro invece abbiamo detto il CUS, una formazione sicuramente eccezionale. Intanto noi vi mostriamo lo scoreboard, 0-0 chiaramente il risultato, ma 40 minuti di tempo effettivo. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere in visione pure il cronometro, quindi insomma adesso divertiamoci. Inizia la sfida con Mistral e CUS, che subito fa vedere gli ospiti in pressione abbastanza alta. Leto ha provato a metterla lontana questa palla, ma la pressione alta da parte di La Torre è stata ottima. Lopiparo, Giangrande sbaglia il tocco, adesso forse un pizzico di paura in questo inizio per il CUS, che è forte del risultato 5-3, ricordiamo l'andata. Adesso deve cercare di contenere, però il Mistral è una squadra che quando gioca in casa vuole portare a casa la vittoria. Oggi non ci sono 3 punti in palio come in campionato, però c'è qualcosa secondo me anche di più grosso. Lopiparo, dove il tocco del compagno, subito palla lunga Dell'Aria, mette giù una palla con il petto, lo infastidisce Cascino, c'è anche una piccola trattenuta Grammatica, poi prova un dribbling, Cornuro, non si passa. Di Maria, tocco centrale Dell'Aria. Nel frattempo stavamo raccontando un po' la gara di andata, 5-3 risultato, con una bella doppietta da parte di Alessio Grammatica, poi gol di Cascino, Giannusa e Giangrande. Tanto Di Liberto, che quasi inizia anche la sua partita, perché chi segue il Missile sa bene che i portieri solitamente non segnano, ma non Di Liberto, perché Di Liberto è un portiere che ha veramente il vizietto del gol, è come se c'era solitamente, però il suo tiro arriva direttamente un po' più vicino, perché lui esce dalla porta, sia facendo il quinto che in realtà come giocata all'interno del match. Questa volta invece ha tirato dalla sua porta, insomma un po' insolita, però quasi stava per battere Lopiparo, che era leggermente avanti. Dall'altro lato invece dicevamo tripletta per Muro, che insomma sta facendo una stagione impressionante, 40 gol stagionali. Intanto La Torre e poi Lopiparo subito mette le cose in chiaro, l'errore precedente non fa parte del suo bagaglio. Adesso fa una gran parata Giangrande sulla linea laterale, linea di fondo anzi, Dell'Aria cerca Di Maria, il tocco, dargli fastidio Cascino, che abbiamo visto un attimino indietreggiare un po' per dare fastidio. Lopiparo, sempre pressione molto molto alta Dell'Aria, riconquista l'ex termine, intervento irregolare, fallo da parte di Cascino insieme a Grammatica, batte subito Di Maria, però l'arbitro stava dicendo che bisognava battere laddove c'erano i suoi piedi, quindi insomma bisogna attendere.
Dell'Aria e Muro sul punto di battuta. Vediamo chi va. Non va Di Maria, lasciano a Muro che cerca la porta. Battuta forte, fortissima, però non inquadra questa volta. Grammatica, Muro, intervento scomposto, forse ci stava il fallo, si continua, Muro cerca l'interno, ancora Muro, e poi viene murato in questo caso dalla difesa delle Cus. Se non abbiamo visto male, Giangrande ha messo la gamba per non far arrivare il tiro dalle parti di Lopiparo. Nel frattempo Cascino dice al compagno ok, però insomma credo che qualcosa non stia andando al Cus oggi, perché è un po', sembra un po' intimorito, ma chiaramente il Mistral è una squadra molto molto forte, sa che oggi con il campo di casa deve fare la differenza, e la voglia che i ragazzi oggi stanno mettendo è veramente tanta. Intanto Di Maria si era coordinato veramente in un modo incredibile. Ragazzi di mister Marco Cappello. Giangrande, pressione altissima da parte di Maria che ringhia da capitano e va ad alzare quel baricentro, lasciando Dell'Aria con Cascino solo, però Lopiparo non lo vuole servire. Va da Giangrande, tocco dalle parti di Grammatica. Giangrande, l'anticipo di Dell'Aria netto, poi secondo me questo poteva essere sanzionato, l'arbitro era molto vicino, dice di no. Però qui più di un dubbio secondo me c'è, e dunque Giangrande andrà dietro da Lopiparo. Adesso ci sarà il solito lancio, o se invece va corto, questa volta sceglie il corto con Cascino che un po' si tiene con Dell'Aria, poi il dribbling tentato dalla Torre, viene fermato, break da parte del Cus, va in zona offensiva, la controlla con la punta, non riesce Di Liberto a gettarla lontano, vantaggio Cus con il gol di Cascino che con la punta non sbaglia. 0-1. Stavamo commentando un ottimo inizio da parte del mister ed effettivamente continuiamo a dire che sia così, però intanto chi l'ha sbloccata è il Cus. 0-1 il gol, abbiamo detto, è di Cascino. Di Maria, palla lunga al controllo di La Torre, in mezzo a due, fermato da Giangrande, poi Di Maria va giù, non c'è nulla, si continua. Giangrande vuole il dribbling, salta Muro, salta anche Leto, palla in verticale per Grammatica col mancino, palla che fa fuori, però adesso insomma il Cus diciamo che si è svegliata. Nel frattempo ci sono anche dei movimenti in panchina. Di Maria vuole rientrare, Dell'Aria va a terra La Torre, poi ancora Dell'Aria cerca di nascondere la palla, era un po' complicata. Vediamo si riscalda Amendola in casa Mistral, poi c'è un fallo e poi fuori Cascino del gol. E quindi calcio di punizione. Entra Sposito di davanti, si va subito a mettere alle spalle di Di Maria. Lopiparo, poi Sposito, ed vediamo l'arbitro, ok, era fallo, quindi Sposito perché ha toccato con le mani. Muro adesso cerca la sua solita giocata, va verso l'interno, Muro fermato, e poi Leto, Muro con un braccio un po' largo, si continua, Grammatica Di Liberto con le ginocchia, riparte il Mistral con Dell'Aria esterno, poi Di Maria ancora una volta, contrasto duro, questa volta falloso. Insomma l'agonismo c'è, l'intensità pure, il gol c'è stato, non ci stiamo annoiando. Intanto è entrato Cassata. Cassata, sì. Cassata adesso vediamo al posto di chi. È uscito Giangrande. No, Giangrande è lì in campo.
uscito Leto, quindi con Cassata che fa chiaramente il centrale nel suo ruolo. Cassata, scarico palla su Sposito, va subito a pressare alta Muro, palla ottima a cercare proprio Cassata che si ferma un attimo e poi il passaggio adesso di Liberto, può avanzare, deve avanzare, il tocco col tacco di Muro che aggancia Giangrande, poi la palla rimane lì, Di Maria col destro sinistro, poi ancora la Torre deve calciare, deviazione, sarà calcio d'angolo, ma insomma ritmi impressionanti oggi per il mister. Invece ancora nessun cambio perché dell'area la Torre, Muro, Di Maria e chiaramente Di Liberto sempre in campo. Di Maria va dietro per l'aggancio di Mendola appena entrato, quindi dicevamo nessun cambio, però adesso poi l'aggancio, si gira benissimo la Torre, che gol! C'è qualcosa, c'è qualche problema. A tempo Mendola è entrato adesso con la numero 27, con la 21 invece è entrato la Barbera è entrato al posto di Dell'Aria, mentre invece la Torre ha lasciato il posto a Mendola. C'è Sposito che è un po' arrabbiato, però non capisco il motivo. Non ne si è capito il motivo, è molto arrabbiato, lo sta calmando Cassata, capitano del Cus, però stanno un po'... Allora, Sposito mi è sembrato abbia detto chiedi scusa, quindi c'è stato qualche cosa, però non abbiamo capito a chi fosse indirizzato Sposito, e dunque si ritorna a giocare. Giangrande, Grammatica, Cassata, Grammatica ancora, pressione alta, altissima, anzi Cassata lascia lì il pallone con Di Maria che va subito forte col fisico. Lascia lì la rimessa al proprio capitano, Giangrande avanza, adesso Lo Piparo è stato bucato dalla Torre, tanto qui gran movimento di Giangrande, Di Maria non lo vuole fare girare, ci riesce pure, Cassata, esce Mendola, va subito a pressare e fa anche un gran lavoro perché l'ultimo a toccare è proprio lo stesso Mendola, però insomma non ha fatto passare quel pallone che poteva anche causare qualcosa di più complicato. Giangrande, Grammatica, cerca una palla verticale verso Sposito. Di Maria, palla verticale per Mendola, c'è l'inserimento di Di Maria e qui forse secondo me ci stava il fallo con Francavilla appena entrato. Nel frattempo al posto di Grammatica, Cassata, Francavilla di prima, Sposito difende bene il pallone e poi tocco all'indietro per Leto che nel frattempo è rientrato in campo al posto di Giangrande, quindi infatti vediamo se farà Leto centrale o se lo farà Cassata. Secondo me Leto, perché Cassata può giocare benissimo anche da laterale. Intanto si aggrappano i due, Di Maria ferma Sposito, adesso Muro vuole l'interno, anche qui contrasto di Leto pulitissimo. Di Maria, mister Cappello sta dicendo calma. Di Maria, Mendola non lo vuole fare girare Leto che infatti sta facendo lui da centrale, poi in mezzo a due con il rientro di Cassata provvidenziale. Francavilla deve alzare lui i giri del motore, Francavilla si ferma, vede una bella idea, però secondo me non la prende benissimo. Adesso Muro mette la palla sulla linea e va da Di Liberto, lancio lungo di testa, arriva infatti il tocco da parte di La Barbera che si era provato ad inserire, era un po' difficile prenderla.
e palla direttamente su Di Liberto. Muro, la Barbera, scarico palla e inserimento perfetto, qui l'idea da parte di poi c'è qualcosa tra Francavilla e la Barbera. E poi forse c'è un giallo, vediamo per chi. Mi sa per Di Maria e Francavilla. E infatti giallo per entrambi, nonostante lo screzio fosse con la Barbera e Di Maria. Tempo è rientrato in campo dell'Aria al posto di la Barbera. Stava giocando bene, ha fatto un ottimo ingresso, forse anche un po' perché mister Cappello ha capito che forse poteva prendere un giallo da lì a poco, quindi ha preferito farlo uscire dal campo. Intanto buono qui il contrasto da parte dell'Aria, sta lottando poi con Sposito, tanto dentro Cascino, fuori Sposito. Qui Cascino si va subito a rimettere nella sua posizione, quella da pivot, infatti allarga e si porta lontano dell'Aria. Lo Piparo con la punta, va a lungo, Cascino vuole la sponda di prima, non funziona, dell'Aria cerca finta contro finta, scarico il pallone proprio sulle gambe di Muro che deve cercare la conclusione, la prova a fare, poi Francavilla insieme a Cassata decidono che non si passa da quelle parti. Poi fa la regalata di Liberto, 1-1, sono passati poco meno di 8 minuti. Mendola, attacco per dell'Aria che la tiene comunque in campo, anzi no, palla fuori, ci aveva provato e per poco quasi non ci riusciva. Al momento il risultato favorisce il Cus, perché con i 5 gol dell'altra volta sarebbero 6, Missal invece sarebbero 4 e quindi sempre 2 di distanza. Francavilla centrale, Cascino, buon lavoro da pivot, Cascino vede l'inserimento di Cassata, era giustissima la palla però un po' troppo lunga questa volta l'idea da parte delle pivot che aveva visto Cassata bene, che poi si gira dalla panchina, forse vuole un cambio, forse semplicemente sì, perché qualcuno si sta riscaldando, quindi insomma forse ha chiesto un cambio. Muro, bella idea per la Torre, per entrato, cerca la sponda, palla che non passa, guadagna comunque la rimessa laterale, la Torre che è dato al posto di Mendola, che non è riuscito ad incidere da quando è entrato. Entra infatti la Torre che ha fatto un gran bel gol. Intanto Di Maria con la punta ci ha provato improvvisamente, lo Piparo l'ha messa in calcio d'angolo con una parata veramente mozzafiato. Mette il pallone giù, intanto cercava uno schema, la palombella viene fermato da Cascino, poi Muro provvidenziale, Di Maria ancora una volta sul secondo palo dell'Aria, poi la Torre che scivola pure, non mette bene la caviglia, potrà anche farsi un po' male secondo me. Trova però il calcio d'angolo, nel frattempo Giangrande è pronto per entrare in campo, forse proprio per Cassata. Da dietro dell'Aria, finta contro finta, Cassata va subito a rubare il pallone, in mezzo a due suona, viene fermato, ottimo il lavoro, Di Maria, apertura verso la Torre, e poi Cascino, questa sfida numeri 9, entrambi a segno oggi, ferma tutto, intanto fuori Cassata, dentro Giangrande, l'avevamo predetto. Muro dell'Aria, c'è Francavilla che lo infastidisce, poi Netto fa un gran lavoro,
Di Maria, esterno, si appoggia dell'area con ex Termini, e poi brutto fallo di Cascino. Chiedere scusa a Di Maria e dice è giallo netto, ed effettivamente secondo me ci poteva stare il cartellino giallo. È dato scomposto e in ritardo, non cattivo però in ritardo. Dunque terzo fallo sia da un lato che dall'altro. La Torre si vuole creare l'occasione al solo, viene fermato però da un ottimo contrasto da parte di Leto, e dunque ecco Di Maria, sempre il cervello della squadra, scarico, palla su dell'area, 1-2, palla che passa adesso, non passa però Di Maria, con la Piovere chiaramente lascia scorrere, guadagna secondi. È chiaro che il tempo è fermo, però spezzare un po' il gioco fa sempre bene, chiaramente. Mette palla giù Leto, c'è vicino a lui lo Piparo con la pressione di Di Maria, secondo me un po' rischiando tanto. Giangrande di prima, grande giocata, Francavilla allarga bene per Cascino, destro-sinistro, passa quasi con un tunnel, poi la Torre si ferma, vede che c'è lo spiraglio, lo attacca lui in mezzo a due, ancora una volta la Torre, Francavilla, ottimo il rientro. E poi fuori Giangrande, forse dentro Grammatica, vediamo. Credo possa uscire Francavilla. Di Maria di testa, no, esce Leto, quindi il centrale lo fa Giangrande, che infatti va proprio in quella posizione. Poi il passaggio qui un po' troppo docile, ma invece ottimo il recupero, palla di Francavilla, l'ultimo tocco suo. Prima un ottimo anticipo, poi destro-sinistro tentato, quasi riuscito. Dell'aria, Di Maria, converge verso il centro, trova un appoggio in La Torre. Poi dell'area ancora, un po' si aiuta con le braccia, Grammatica, ma si continua. Francavilla di Liberto, mi scivola praticamente la difensore dell'area, ancora una volta fermato, adesso va su, Grammatica, non c'è nulla. Dell'area, di prima La Torre, adesso Muro, sceglie andare verso l'interno, si calcia, si ferma ancora, Muro, sceglie il mancino, Grammatica un osso durissimo però. Di Liberto, La Torre, c'è l'inserimento di Di Maria, lo serve adesso, vuole il dribbling lui, ottimo ancora una volta Francavilla, gran partita sia in fase offensiva ma soprattutto in fase difensiva, mettendo gran palla per Cascino. Adesso arriva Di Liberto in anticipo, Muro mette tutti d'accordo, adesso dell'aria, 2 errori consecutivi per lui, però forse anche un pizzico di stanchezza. Muro si ferma, vuole gioco solitaria, non gli riesce. Ancora Muro deve accendere il tasto on, è un giocatore formidabile. Dentro Esposito al posto di Cascino, lo Piparo. Tocco per Francavilla, Di Maria dà fastidio, poi La Torre, ottimo, ancora Francavilla con l'esterno, mette il contro Esposito, Di Liberto, palla rimane lì, e Di Liberto ancora, si è percosso. Dell'aria, Di Maria, mancano 8:35 alla fine del primo tempo. Muro aggancia non di migliori, Esposito, scivolata perfetta. Poi anche time out chiamato dalle Mistral, che anche il possesso della palla, 1-1 risultato, veramente molto molto divertente. Le squadre che stanno giocando alla pari, veramente molto molto bella come partita. Ad andare in rete i due numeri 9, prima Cascino, poi La Torre. Adesso le squadre stanno per rientrare in campo, qualche secondo
E infatti arriva il fischio da parte del crono che dice ok, adesso però si ritorna. 8:29 i minuti che mancano nel primo tempo. Adesso c'è qualche cambio perché vediamo Grammatica, Francavilla, Giangrande, Esposito e chiaramente Lopiparo, la torre dell'aria, Muro e Di Maria chiaramente di Liberto, quindi no. Dell'aria perde il pallone, Esposito con la punta, qui forse doveva aprire il piattone secondo me. Si controlla la suola dell'aria perché è rimasto il pallone un po' sotto e infatti non gli ha permesso di concludere il suo dribbling. Di Maria cerca un tocco, Esposito molto molto bravo qui a chiudere, si è messo davanti. Dell'aria, tocco, la torre, ancora dell'aria, Di Maria. La torre spalle alla porta, vuole girarsi, lo vuole fare col fisico, esce bene, la torre deve mettere dentro il secondo palo dell'aria e poi la super parata di Lopiparo. Che giocata quella di La Torre. E poi pronto un cambio dentro la Barbera per Dell'Aria che c'è un po' di stanchezza, ha avuto l'occasione, è stato molto sfortunato ma soprattutto secondo me bravo Lopiparo perché l'ha colpita pure bene Dell'Aria. La Barbera vi sbaglia tutto, poi Esposito ancora di Liberto Super che parata come un muro. Lunga, la torre fa sportellate con Giangrande, poi l'ultimo tocco, poi la torre dentro Mendola, non esce mai però Muro, così come Di Maria in realtà. Ottimo la Barbera, poi Giangrande vince il duello, Esposito, Francavilla finta di dalla secondo palo, c'è l'inserimento ancora una volta, le finte e poi viene chiuso da un ottimo Di Maria che poi nasconde la palla e concede la rimessa, però secondo me il fallo ci poteva pure stare qui. Ha fatto di tutto Di Maria, tutto perfettamente, però qui secondo me il fallo lo devi chiamare. La Grammatica mette subito sul secondo palo e poi Di Liberto può partire, lo spazio e anche il fiato e la personalità per farlo. E poi invece sbaglia perché oltre i 4 secondi e quindi indiretto per il cross. Palla sta rientrando in campo, adesso sì, con Giangrande, c'è Mendola vicino a lui. Quando mancano 6:48 a Giangrande che cerca da forte verso la porta, ma una deviazione. Muro, la Barbera si ferma, sterzata ancora l'ex Villauria. Mendola, Di Maria toccò con il tacco poi la Barbera ad alzare, Mendola cassata, cerca anche la porta, stizzito. Del quarto fallo, via Giangrande, Esposito forse col braccio, cassata, poi la palla rimane lì, Esposito ancora, Esposito va giù, non c'è nulla. Di Liberto lascia lì il pallone a Muro che deve avanzare, deve puntare, serve la sua tecnica. Muro converge verso il centro, vede il taglio geniale di Mendola che decide Mendola e poi la paratissima di Muro, ma che giocata di Muro che quando si accende effettivamente avete visto di cosa è capace.
Di Maria, la Barbera. In campo nel frattempo Cascino, al posto sempre di Esposito, i due si stanno dividendo la partita praticamente. Murò, punta Cassata, rientra, va col destro fortissimo, dosso però a Grammatica sul polpaccio. La Barbera, tocco di prima verso Murò, in mezzo a due, si ferma Murò, vediamo se punta ancora, Murò lo cerca di nuovo e lo Piparo questa volta risponde presente, adesso va subito lungo verso Cascino che mette una palla incredibile giù, Cascino che stava per combinare, ha fatto una giocata impressionante, un controllo palla che avrebbe meritato veramente tanto di più il giocatore. Tempo di Liberto a prendersi il pallone dalla rete, è rimasto un attimino impigliato. La Barbera, Di Maria, tocco, Mendola, nasconde la palla, poi scarico sulla Barbera di ritorno, Mendola, lo Piparo, ancora credo con il gomito l'abbia parata questa volta, adesso va pure lungo, Cascino mette giù ancora la palla, si scontra con la Barbera, poi Cassata di Liberto con la clavicola, poi Giangrande alza il pallone a campanile, Cascino. La Barbera, Di Maria, tocco a tagliare, sbagliato. Dell'altro time out chiamato questa volta dal Cus. Di 1-1 il risultato, che era veramente tanto divertente. Non ci stiamo per niente annoiando. Il risultato secondo me per ora corretto, con tante occasioni sia da un lato che dall'altro. Entrambi effettivamente hanno calciato più e più volte dalle parti di Lo Piparo e di Liberto, che hanno sempre risposto presente, sempre risposto in maniera perfetta all'interno della partita. Ci sono tanti giovani in panchina, vediamo se ci sarà spazio per loro. Effettivamente potrebbero essere dalla partita oppure no, vedremo nei prossimi minuti. Intanto si ritorna in campo quando mancano 4:28, non manca molto. Quindi il primo tempo. Intanto è rientrato Dell'Aria al posto di Maria, e questa è già una notizia perché solitamente non esce mai il capitano. Dall'altro lato c'è Giangrande, c'è Cascino, c'è Grammatica e Cassata, insomma nessun cambio. Giangrande esce bene, suona, gran giocata, Giangrande ancora rientra, Giangrande lo va a calciare, lo può fare adesso, Giangrande di Liberto ancora, meravigliosamente di Liberto, e poi fallo di Giangrande. Giangrande ha fatto una giocata sensazionale veramente, però secondo me è arrivato lì doveva calciare. Intanto fuori Giangrande, dentro Leto, Di Liberto può prendersi la palla subito. Murò, Dell'Aria, poi Murò, sbaglia il tocco, Cassata con l'esterno, mette un po' in difficoltà Cascino ma riesce comunque a servirlo, poi va la Barbera un po' rischiando, 4-4 i falli al momento, vediamo se ci sarà qualche tiro libero. Entrambe le squadre devono resistere perché non devono fare più falli, tanto il tunnel di la Barbera che poi quasi sfonda anche Cascino. Grammatica mette giù col petto, poi ottima invece la chiusura di Murò, così come il lavoro di Liberto che va avanza, si addormenta un po' sul pallone e sbaglia il gioco. E poi chi spreca tutto Cassano. Fuori la
da dentro la Torre, che ha già battuto l'OP però questa sera. Muro, Mendola, adesso sia Mendola che la Torre in avanti. Dell'aria cerca il tocco verso Mendola, si inserisce l'ex Termini, era una bella idea questa. Poi palla lunga di testa, arriva Grammatica, si scontra con Muro e poi Diliberto. Muro, e qui tutta l'astuzia, anzi no, perché Muro andando giù ha toccato con il braccio, questo è stato il motivo. Poteva starci il fallo su Muro secondo me, però è vero che Muro lo ha dato giallo per Mister Cappello, diciamo, è vero che Muro se l'è cercato questo intervento, però comunque c'è stato, quindi cercarselo non significa che non ci sia ben chiara questa cosa. Però ho visto forse l'avere troppo accentuato magari, probabilmente questo è il motivo. Leto, Giangrande, vuole il dribbling di Maria, guarda i compagni e dice salite in pressione, sbaglia Leto. La pressione ottima di La Torre che lo ha indotto all'errore. Di Maria, mancano 2:35, non può rischiare il Mistral di fare falli perché al prossimo sarà tiro libero. La Torre, l'anticipo di Muro su Grammatica, ottimo il suo lavoro, Muro ancora fermato, Cascino, si allarga Cascino, se l'è divorato. E chiede scusa infatti Cascino a Giangrande, che gli diceva se me la metti lì accanto io segno. Di Maria, centrale dell'aria, scarico palle, subito inserimento. La Torre si è fermato, c'è il taglio di Di Maria, la servita adesso, palla dall'altra parte dell'aria, appoggia Di Maria ancora! Il no piparo, quasi forse una deviazione c'è stata. Questo va lungo di testa dell'aria, poi con il petto Giangrande la mette giù, cerca pure la conclusione. Con Diliberto che si fa trovare sempre pronto. Muro intanto allarga Di Maria, finta contro finta, attacca adesso la porta. Di Maria vuole calciare, se l'è creata, si appoggia però al compagno dell'aria, doppio passo, tacco Di Maria, ottimo ancora Giangrande, e poi con l'esterno cerca Muro con il petto, anzi con l'addome, poi palla lunga di Diliberto, fuori. Valleto a battere, anzi no, lascia Grammatica, manca 1 minuto e 25. Ricordiamo il Mistral, se dovesse fare un altro fallo andrebbe al tiro libero il Cus. Grammatica, ottimo lavoro di Cascino che è la meglio nel duello. Cascino ancora dell'area super, da terra Cascino e Diliberto mette tutti d'accordo. La Torre, manca 1 minuto, si aggiusta la medicazione dell'aria, adesso Muro per La Torre, poi fa una gran giocata qui per Di Maria che è molto largo, cerca anche lui la porta. Giangrande si frappone ed è rimesso tanto dentro Sposito per Cascino per questi ultimi istanti di partita, perché Sposito effettivamente è un giocatore che è tanto abituato a pressare, l'ha fatto benissimo. Poi arriva la conclusione, poi non perfetto dell'aria col sinistro, ha avuto ancora lui una chance dopo una risposta però non perfetta in realtà. Leto, Sposito, spara alla porta, grande il suo lavoro. Leto, Giangrande, pressione di Di Maria, Giangrande porta a spasso il capitano avversario, poi scucchiaiata perfetta per Grammatica di Diliberto, ancora una volta super.
Però il Kus non guarda mai il secondo palo, si complica sempre la vita. Per una volta secondo me poteva metterla in mezzo e trovare un facile gol, ma così non è stato. Adesso sono veramente tantissime le occasioni, quindi invece si deve un attimino sistemare il parquet. Giangrande dietro, Grammatica per la conclusione di Leto, palla rimane l'Esposito, palla ancora! L'abbiamo appena visto! Doppio palo Kus! Adesso sono veramente tante le occasioni, troppe forse. Mancano 22 secondi alla fine del primo tempo. C'è spazio ancora. La Torre mette, anzi Di Maria mette in mezzo, poi ecco Grammatica, Murò, straordinario il suo lavoro. Murò si autolancia, Murò, Giangrande, l'ha placcato. Giallo. 5 e 5 falle. Però mancano 12 secondi, insomma. Pensare che possa esserci spazio per un tiro libero sia da un lato che dall'altro chiaramente è un po' difficile, però insomma vediamo. Di Maria sta sistemando il pallone. Grande va dietro adesso insieme a Esposito. C'è Leto che sta guardando attentamente la situazione. Occhio anche a Diliberto che è dietro, però insomma la palla potrebbe arrivare pure da lui. Forse uno schema. Va Di Maria, corta, perde l'area che cicca la conclusione, la fa adesso! La parata di Lopipar e poi la Torre! Ed è... poi segna dell'area, però... sono forse un tiro libero per il Kus, mi sa, perché è stato un fallo in attacco, tiro libero Kus. Ed è giallo per Murò intanto. Colletto che si prende la palla. E vediamo chi batte. Poi l'abbraccio bellissimo tra Diliberto e Leto. Queste sono chiaramente le immagini che vogliamo vedere. E faccia un grande, mi sa. Vediamo Giangrande se riuscirà a timbrare il cartellino. Quando mancano 4 secondi alla fine del primo tempo, Diliberto è un po' più avanti. Gli vuole dare fastidio fino all'ultimo. Il fischio adesso. Giangrande contro Diliberto, va Giangrande, il palo ancora! Poi Diliberto va subito lungo per la Torre che mette giù col petto, non basta. Dice primo tempo, 1-1, ma che bella partita questa tra Mistral e Kus. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo.
Siamo tornati live intanto per commentare la sfida, il secondo tempo di Mistral Cus Palermo, 1-1. Il risultato per ora sarebbe il Cus ad andare al turno successivo, però ci sono ancora altri 20 minuti, ricomincia il secondo tempo con Muro, Di Maria. Intanto io ci sono pensato qualche cambio, vediamo Dell'Aria, vediamo La Torre, Muro, Di Maria e chiaramente Di Liberto. Da dove c'è Giangrande, Cascino, Grammatica, Leto e Lo Piparo, quindi insomma i due quintetti che hanno iniziato nel primo tempo ricominciano anche nella seconda posizione. Giangrande, Lo Piparo, battuta lunga però anche con una pressione alta da parte del Mistral, che infatti non gli ha permesso di tenere il pallone in campo. Difatti ha regalato la rimessa Dell'Aria per Di Maria, palla in verticale, prende sul volto Giangrande, qui stava anche per favorirlo quasi. Lo Piparo, Giangrande, grande idea qui per Grammatica, che l'ha scattato secondo me nel modo corretto, ma non è bastato per Di Maria, punta Leto, lo quasi salta, perché in realtà non lo ha dribblato, lo fa adesso, però non ha lo spazio. Dell'Aria, Di Maria, gancio felpato di La Torre che salta l'uomo, La Torre ancora, e poi Lo Piparo perfetto in uscita dietro, la palla su Di Maria, palla ancora fuori. Il Mistral deve cercare di aumentare un po' quello che è il ritmo lì davanti, perché il risultato non è favorevole al momento, 1-1, ma bisogna fare il conteggio totale con quello che è stato il primo match, ovvero quello di andata, dove la meglio è stata proprio il Cus, 5-3, segnando nei minuti finali dopo il quinto di movimento fatto dal Mistral, palla persa e gol che ha chiuso i giochi sul 5-3. Leto lascia il pallone al giovane Grammatica, gran partita, palla lunga per Cascino, Dell'Aria, l'ex Cus, Muro si lamenta un po', dice è stato spinto da Grammatica. Di Maria, La Torre, Di Maria ancora, palla sul versante mancino, prova a rientrare Dell'Aria, lo fa bene, poi il dribbling di Muro, va giù Grammatica, fallo. Nel primo fallo, quando sono passati solamente 2 minuti e 10 secondi, Di Maria contro Cascino, finta contro finta, vuole rientrare sul piede forte, poi il tacco illuminante, ancora palla al centro e chiude tutto Leto, poi La Torre quasi commette fallo, Grammatica col mancino, non precisissimo, regala Di Liberto, adesso sembra quasi un copione diverso e assedio Mistral con La Torre, mette giù la palla con la suola, vuole fare un bel movimento ma viene fermato da Cascino, poi Grammatica in mezzo a due, La Torre perfetto. Nel tempo si alza Messina, non so se si sta riscaldando o meno. Tacco, Grammatica, il velo geniale, poi Giangrande, grande idea con Di Liberto che si mette lì perfettamente, il punto giusto. E Di Liberto sembra però colorato, intanto il Muro da terra riesce
dopo un piccolo brivido a passare il pallone Di Maria e Di Liberto sembra dolorante, però non capiamo che l'aria con il dribbling. Giangrande lo ferma perfettamente. Di Maria ancora, c'è il tocco sulla torre, poi Leto ancora una volta perfetto nel contrasto, doppio passo di Grammatica e Muro ancora una volta è straordinario in fase difensiva. Credo che lo abbiano saltato forse 1 o 2 volte massimo, e ho anche dei dubbi sul numero che ho detto. Poi dell'aria si era coordinato bene, però non ha impattato al meglio, intanto si riscalda Cassata. Palla lunga, Di Maria taglia la strada. Di Maria, c'è centralmente la torre per scendere invece da Muro che punta Grammatica, sceglie l'interno, grande passo e poi destro fortissimo, lo stava per combinare così Muro. Cascino sbaglia il tocco verso Grammatica, preso a controtempo, poi si mette davanti, forse giallo. Sì, giallo per Grammatica, che dice all'arbitro è giusto, hai ragione. Tanto dentro Cassata, fuori Giangrande. Si fa vedere intanto Di Liberto che avanza. Di Maria, Di Liberto la controlla, avanza, deve calciare fortissimo addosso al Leto, però quando Di Liberto avanza è sempre, e dico sempre, un pericolo. Cascino di testa per Grammatica, che è veloce, Muro, fallo. Di Liberto batte rapidamente la torre, però il gioco è fermo. Muro dice a Cassata, l'ha chiamato, ha detto guarda qui, il colpo l'ho ricevuto. Vuole il dialogo, il tutto di gara. Di Maria, Grammatica ha anche un po' rischiato secondo me il cartellino giallo, perché era stato ammonito poco più tardi, poco prima, per essersi messo davanti in una rimessa laterale. E infatti Di Maria, più che il fallo, chiedeva l'ammonizione, che era quello che gli interessava di più. Leto, bella palla per Esposito, gran lavoro Esposito, mette 100 per Cassata, chiude tutto Di Maria, si riparte col capitano, Di Maria, apertura, Leto! La torre, Di Maria, la torre ancora alle spalle, c'è sempre Esposito, dell'aria, destro-sinistro, sbaglia, poi cerca il pallone, trova le gambe. (2-1) i falli per ora. È andato fuori Grammatica dentro Francavilla. Rimane in panchina invece Samuel Isgro con il papà che è dall'altra parte, quindi nelle parti delle Mistral, lui invece gioca nel CUS. Chissà quanto ne avranno parlato a casa. Nel frattempo scivolata dell'aria, qui fa un gran contrasto e poi va a dare subito la mano a Leto. Lo Piparo centralmente, qui sbaglia il rischio, lo Piparo Di Liberto che cerca anche una conclusione e non la trova veramente per pochissimo, ma Di Liberto è veramente il giocatore forse più pericoloso del mister. Esposito, gran lavoro di fisico, rientra dopo il lavoro anche di Di Maria, va dietro, Leto di prima, Cassata, porta un po' a spasso la difesa del Mistral.
Leto, Francavilla, Mister Gallo dice di avanzare. Poi di testa alla torre e Lo Piparo con un piccolo bacio della traversa. Gioco fermo per ora. E fuori la torre dentro Mendola. Di petto la Barbera, appena entrato verso Mendola. Ma lungo Lo Piparo, la controlla Esposito, sempre spalle alla porta. Giangrande, Francavilla, lo guarda Di Maria, poi c'è la pressione anche di Mendola proprio su Giangrande che è appena entrato, la controlla esterno. Di Maria chiude poi col tacco, bella l'idea. Cassata mette tutti d'accordo, il break da parte del capitano. Cassata di prima secondo palo, poi perfetto invece Muro che in mezzo a due di Trosseri va. Giocata sensazionale, Muro deve puntare la porta, Muro, super Cassata. E fallo! E giallo per Cassata, è incredulo. I dubbi ci sono secondo me. Vediamo se è punizione o calcio di rigore però adesso. L'arbitro fa cenno che fallo perché sono andati in due. Punizione. Adesso vediamo chi batte perché secondo me va Muro. Intanto Di Liberto è sì dolorante, lo diciamo anche prima. Credo un problema alla schiena perché adesso in panchina lo stanno medicando un attimo. Infatti non sta bene Di Liberto, c'è una gran partita ma non sta benissimo. Messina si è riseduto, però chissà che magari non serva il suo ingresso dopo. C'è Di Maria, però credo che qui andrà Muro, infatti rimane solo il numero 8, va Muro con forza! Non sbaglia Muro! Punizione perfetta da parte di Muro che ha bucato tutti e l'ha fatto nel modo più giusto, sfondando la rete quando mancano 6,5. Intanto rosso per Casamento, secondo di Mister Gallo e l'unico dell'Under 19. Cassata al dribbling su Muro, non passa. Adesso va a battere Muro. Di Maria, tocco centrale, fa un bel lavoro Mendola. Qui con Giangrande c'è fallo però, proprio di Mendola. Il risultato, ma al momento non basterebbe però al Mistral. Francavilla va dietro, Lo Piparo, Francavilla nuovamente, ma la palla va fuori. Di Maria batte rapidamente il gol! La tocca! Non abbiamo capito la parte del corpo, ma la palla è in porta, 3-1, Mendola.
sì che il Mistral si mette davanti, però al momento non basta nei tempi regolamentari, potrebbe bastare doppi supplementari, ma deve ancora lottare il Mistral. Adesso lanciamo un piccolo sondaggio: come ha segnato Mendola non si è capito, se l'ha presa con il fianco, se l'ha presa con l'addome, con le coste, non si è capito, però una cosa si è capita, ovvero la palla è già in porta. Gilberto non riesce più a rilanciare, mi sa. Mendola, spalle alla porta, si trattiene con Giangrande, va giù, fallo, ed è giallo e rosso per Giangrande. Sta succedendo di tutto. Faccia al Palaureto, rosso per Giangrande. Poi nel frattempo giù di Liberto. Giangrande intanto è stato espulso, diciamo. È un peccato rovinare la partita così. Al momento la partita è fuori. Partita per ora ferma. Con Giangrande che è stato espulso. C'è stato qualche problema quando è uscito, però. Però credo sia arrivato il momento di ritornare in campo, perché la posta in palio è altissima. C'è un po' di confusione qua sotto la nostra postazione proprio per questo motivo. Mi sa che si può tornare in campo. Il Cus è rimasto in 4 però, perché chiaramente rosso Giangrande, abbiamo già detto, Cassata, Grammatica, Esposito e Lopiparo. Dalla parte invece abbiamo detto rosso anche, credo, per Mister Gallo. Forse sì, per Mister Gallo, mi sa. Stavamo commentando in campo per il misto, diciamo, di Liberto Murò, La Torre Mendola e Di Maria. Rosso per entrambi i tecnici, Gallo e Cappello. Escono insieme. Entrambi fuori, sia Mister Gallo che Cappello, che escono entrambi con un sorriso, soprattutto Mister Gallo, un sorriso un po' ironico, chiaramente, abbracciato anche chiaramente a tutti gli amici fuori, che anche del Mistral, chiaramente le squadre si conoscono e quindi insomma c'è tanto rispetto reciproco da questo punto di vista. Adesso però si deve giocare la partita, perché insomma stiamo perdendo tanto tempo, troppo tempo, e a noi queste cose non interessano, interessa soltanto la partita.
3-1 il risultato. Mendola, Muro, Di Maria deve sfruttare la superiorità numerica, mette al centro verso Mendola, la chiusura però provvidenziale dal centro per Mendola che non impatta al meglio, si era liberato sì bene, però non ha calciato con convinzione. Intanto il Cruz ha fatto 4 falli in questo secondo tempo, mancano 12:25. Di Maria, La Torre, Cassata, Mendola difende il pallone, qui tutta l'esperienza del capitano che sa che deve fare scorrere il tempo. Lopiparo va in mezzo e Muro la tiene pure in campo, prima con la spalla poi con il piede. Muro deve avanzare, il numero 8 cerca La Torre, poi dall'altra parte Di Maria arriva puntualissimo, deviazione di Esposito, calcio d'angolo. Mendola, Di Maria, si va nuovamente da Muro, Di Maria ancora, sempre Muro, La Torre cerca uno spiraglio per poter calciare, non lo fa, torna dietro da Muro, nuovamente grande idea sul secondo palo, sbuca Mendola ma non basta, Cassata, poi La Torre va giù, Cassata ancora, nasconde il pallone, Di Maria la tocca, ennesimo dribbling, Cassata ancora, Di Maria e poi va giù. Poi fallo di Di Maria, era già ammonito, rosso anche per lui. Capitano adesso è Muro. Adesso è 4 contro 4 dentro dell'area, fuori Mendola. Adesso si è ristabilita la parità numerica, però in realtà per pochissimo, perché tra un po' il Cruz sarà in 5 contro 4, quindi sfrutterà. C'è Cassata sul pallone che ha fatto veramente una gran giocata prima, rischiandola, perché bisogna dirlo, l'ha rischiata, però quando hai quelle qualità puoi anche permetterti di rischiarla. Pressione alta, grammatica, sbaglia tutto, Muro, poi La Torre, non sbaglia, 4-1, giocata sontuosa di Muro, che si prende la fascia da capitano e poi si prende tutti i compagni sulle spalle. Noi vi possiamo dire che effettivamente l'avevamo detto, vi l'avevamo detto, quando Muro si accende il Mistral. Qui ruba il pallone e poi lo serve in maniera molto intelligente al compagno, che poi fa un gol facilissimo, però insomma di più lo fa chiaramente Muro. Adesso vediamo perché dovrebbe rientrare Francavilla, credo. Poi Cassata, La Torre è un po' rischiato dell'aria, La Torre dell'aria di Liberto, poi La Torre spara la porta, non c'è fallo, ma Muro anche a lottare, La Torre vince il pallone ancora, La Torre, Mancino, Lopiparo, qui
ha fatto il movimento sbagliato col corpo, perché ha fatto capire che avrebbe calciato lì. Dell'Aria, la Torre col tacco, ancora cassata, si agganciano i due, la Torre, adesso non si fischia più nulla, poi Dell'Aria addosso all'Opiparo e può ripartire il Cus con Grammatica, mette una gran palla per Cassata, poi solo per Dell'Aria, poi Cascino e Cassata interrompe. Sta veramente succedendo di tutto in questa partita. Tanto è rientrato Francavilla, così come la Barbera. Fuori la Torre, proprio per la Barbera. Il Cus è in superiorità numerica, fuori Cassata per Leto. Si mette centrale. Francavilla, Cascino, Francavilla, Leto, vediamo se calciano da fuori, poi cerca Grammatica, secondo palo di Liberto, ringrazia, pensa a una conclusione, poi ci ripensa di nuovo, Dell'Aria allontana come viene, Leto, Francavilla, mancano 10 minuti, Cascino alle spalle per Leto, corpo troppo all'indietro. Muro, pressione alta di Grammatica che guadagna anche il possesso, anzi non rimessa laterale. Francavilla nuovamente da Leto, c'è sempre Francavilla, Leto ancora per Francavilla che non calcia, apre lui molto bene e Cassino addosso a chi? Al solito muro, ovvero di Liberto. Leto, poi Francavilla dove la mette? 4-2 Cus. Di 4-2 l'ha ripreso il Cus con il super gol da parte di Francavilla. Ricordiamo che qualora finisse in questo modo il punteggio totale sarebbe chiaramente quello di 5, no, quello di 7-7 e di conseguenza 7-7 si andrebbe ai supplementari, poi qualora finisse in parità anche dopo i supplementari sarebbe lì il Mistral a passare per il miglior posizionamento in campionato. E finta da Barbera, ubriaca e poi Leto. Adesso Muro lascia il pallone alla Barbera, mette dentro Leto, non la tocca, la Torre ancora, fermato Francavilla, la Torre la riconquista, Muro, tutti i minuti in campo per Muro, chiaramente capiamo il motivo. Dell'Aria, la Barbera scucchiaiata, Leto, tacco di Cascino per Grammatica, la Barbera, fallo giallo. E quindi calcio di punizione con il pallone che è tra le braccia di Nino Marra, preparatore del Mistral, che ride un po' prima di dare il pallone. Il grande Nino Marra, una delle figure più importanti di questo sport a Palermo.
Leto a battere, però credo che sarà uno schema per liberare la conclusione forse di Francavilla, che il piede caldo ce l'ha. È uno schema per liberare invece Cascino sul petto di Thomas La Barbera. Grammatica vince il rimpallo, calcia con la punta di Roberto Dell'Aria. Muro, spalle alla porta. Scucchiaiata ancora di La Barbera, però non è precisa. Francavilla intanto si riscalda Giannusa, che non è ancora entrato. Chissà che non sia la carta degli ultimi minuti per mister Gallo, anche se oggi è stato espulso in realtà. La Barbera si appoggia, Dell'Aria può avanzare, l'ex di giornata. Adesso il lavoro di La Torre è ottimo, si autolancia, La Torre lo piparo, perfetto, poi arriva anche la conclusione di La Barbera, rischia un po' qui. Cascino avanza, Cascino rientra sul destro, salta uno, salta l'altro, ma poi non riesce a calciare. Leto mette palla fuori perché è rimasto giù Francavilla. Gioco momentaneamente fermo, 4 falli e 3, e adesso ci sarà il time out per il Mistral, con Alessandro Comito che è andato a dare il foglietto per chiamare il time out. Che adesso, quando mancano 7:42, partita veramente molto molto bella, vincente, non ci stiamo per niente annoiando. Vediamo se Giannusa entrerà in campo, perché potrebbe essere la soluzione, la carta degli ultimi minuti. Lui che è un ottimo giocatore, è mancato a questa sfida. Poi si rientra in campo. Lo piparo, Leto, pressione alta centralmente, Cascino, spalle alla porta, si sono agganciati Mendola e Leto. 4-4 come fallo. Leto, Francavilla, Cascino, contrasto di La Barbera favorisce Mendola che si ferma bene. Muro sempre pronto a battagliare con Grammatica, l'abbiamo visti tutta la partita praticamente lottare. Intanto grande aggancio di La Barbera, Cascino fa un gran contrasto, poi forse vuole il fallo, La Barbera la riconquista, La Barbera con la punta, l'esultanza e col pubblico. Prima ha rubato il pallone, ma vuole l'esultanza del pubblico. E Dell'Aria poi va a dire qualcosa, sicuramente immaginiamo, gioca con la testa adesso, perché adesso sono avanti. Intanto entra Isbro. Ecco Isgro contro Muro, finta contro finta, nasconde il pallone, apertura sbagliata però con Dell'Aria che la riconquista, suola Muro, che sa lui la fascia,
Mendola si appende un po', Francavilla, Diliberto alza per la Barbera, si stava coordinando per una rovesciata, contatto con Esposito, però ha sbattuto e si è fatto male, questo sicuramente. Vediamo come impatterà Isgro. Lo Pipero sul punto di battuta. Leto, apertura e poi dalle parti di Giannusa che è appena entrato. Adesso si gioca con Giannusa, Leto, Esposito e Isgro. Un quintetto inedito per questa sera. Giannusa se la coordina e poi prova a calciare. Ci ha provato. Si è anche coordinato in modo corretto. Isgro dietro. Tutta corta. Esposito vuole fare passare la palla. Diliberto la riprende, lancio lunghissimo come sempre, meraviglioso Mendola con lo Pipero che si era agganciato, forse ha preso anche un colpo, credo, lo Pipero nel contatto. Dell'aria va dietro, Diliberto, pressione alta di Sgrocchi, ottimo perché permette al portiere di non essere preciso con i piedi. Giannusa per lo Piparo, c'è largo Isgro, non lo serve, va centralmente da Esposito, palla che non passa, ottimo lavoro di La Barbera che si sta giganteggiando. Leto dietro da Isgro, appoggio dietro, Leto, Giannusa, punta La Barbera che è già ammonito, apertura Leto di prima, bella idea, poi Dell'Aria, capisce tutto in anticipo, va giù, non c'è nulla con l'ultimo tocco che è proprio di Dell'Aria. Mancano 5-18, Isgro nasconde la palla, apertura col mancino, sbaglia tutto, poi la riconquista. Isgro cerca un dribbling, la personalità non gli manca, può andare in mezzo a due, non passa, poi Muro cerca contatto, Leto è bravissimo. Poi c'è l'ingresso di Orlando, subito a lottare con Leto, forse un tocco col braccio, no, Esposito se la costruisce e vuole calciare pure lui. Isgro Giannusa, dove il tocco di Isgro, cerca il duello con Dell'Aria. Isgro punta, Muro va sul mancino, ci ha provato, la personalità, ripetiamo, non manca. Diliberto, Orlando mette giù la palla, si gira benissimo, Orlando lo Piparo miracoloso, ma come si era girato Orlando. Giannusa, punta Dell'Aria, viene fermato dal 17 che tira pure la palla in campo, adesso sta facendo una gran gara. La Barbera, apertura per Orlando, finta, Orlando lo Piparo, cosa ha preso? Anzi no, non l'ha presa, sembrava di sì. Ecco Cassata, è già a posto di Leto. Giannusa sbaglia il tocco, Orlando contro Isgro, palla che rimbalza, si mette davanti Isgro. Nel fallo di Orlando c'è time out. Il quinto fallo realizzato dal Mistral, quindi al prossimo sarà tiro libero per il Cus.
partita oggi tra Mistral e Cus, insomma, per tutti coloro che sono venuti qui al Paloreto, ma anche per tutti voi che ci state seguendo da casa. Forse è un modo un po' insolito di passare il sabato sera, però insomma, secondo me ne sta valendo la pena. Una gran partita, molto molto divertente, e che sicuramente ci sta tenendo tanta compagnia, con due squadre meravigliose. Oggi il cammino di una delle due si chiuderà, però è veramente un peccato che si chiuda il cammino di una delle due formazioni, perché entrambe meriterebbero di passare. Si riscalda Scavo, e fa Isgro a battere. Cassata, Francavilla, punta dell'aria, allarga da Isgro, vuole puntare Orlando, destro-sinistro, sceglie il mancino, poi Francavilla, finta ancora Francavilla sul secondo palo, riparte Muro, contropiede Muro, ancora Muro, apertura dall'altra parte per dell'aria, c'è sempre un incredibile Lo Piparo, poi Francavilla con l'esterno, Isgro deve calciare, apertura, Isgro ancora, Di Liberto, e poi di testa. Che portiere Di Liberto, aveva calciato benissimo Isgro. Esposito, Francavilla quando mancano 3 minuti, Isgro, mancino, finta contro finta, e poi voleva un fallo. Di Liberto va lungo per Orlando, qui è mancata la precisione, non a Di Liberto chiaramente, e là è indubbia. Perfetto il rilancio, Isgro, Francavilla, finte, vuole l'interno, poi apertura, Isgro ancora, era giusta l'idea, poi Francavilla lo tira in campo, l'ultimo tocco di Muro, anzi no, qui Isgro poteva secondo me anche calciare, in realtà non lo ha fatto, ha cercato invece in maniera molto altruista, cercava i compagni, fa Muro, la Barbera, Di Liberto, la Barbera, non c'è Di Liberto tra i pali, adesso rientra Muro, 1-2, rischio gigantesco, poi si continua, e fallo di Esposito sulla Barbera, 5 falli. Dentro intanto la torre per Orlando, stava giocando secondo me una gran partita. Adesso la Barbera, quando mancano 2:21, non ha fretta chiaramente il mister, che in questo momento andrebbe al turno successivo. Dell'aria, Di Liberto, va a lungo verso la Barbera, solito scontro con Esposito, poi Letto è pronto ad entrare, ma credo con il quinto del movimento. Isgro, Francavilla, mette un po' controtempo, Esposito il dribbling, poi Muro, la Barbera nello stretto, Di Liberto ancora, la Barbera, calcio ottimo, pressione di Isgro, va a lungo, la controlla dell'aria, la mette giù, ma è un regalo per Esposito, poi Isgro subito di prima per Cassata, va giù Esposito, l'anticipo,
Dell'area può attaccare la porta, si ferma un pizzico, Dell'area, Francavilla ancora, tiro libero, c'era il tiro libero. Tiro libero per il Cus, fuori Francavilla, dentro Cascino. Tempo di Liberto fa disturbare un po' Cassata. Quindi Liberto che prova a provocare Cascino. Liberto come prima, dove Giangrande aveva beccato il palo, adesso invece è Cascino con Di Liberto che come prima dicevamo avanza. Va Cascino con Di Liberto, non sbaglia, 5-3, adesso è pari la partita. Adesso con la Torre che scuote un po' la testa. Intanto Riecco Grammatica al posto di Isgro, ha fatto una gran partita, è entrato con personalità, ha fatto veramente tanto bene. Ricordiamo oggi era contro il padre che era invece del Mistral, insomma ne avranno da parlare a casa. Intanto mette sul secondo palo la Torre che da due passi non sbaglia, una grande palla però mette al centro della partenza. Però che palla quella di Thomas La Barbera, mamma mia. Anzi no, non era La Barbera, chiedo scusa. Era Dell'Area. Ha fatto lui l'assist, ci siamo un attimino confusi con le scarpe blu perché entrambi ce le hanno, però è Dell'Area che ha fatto questo assist meraviglioso. E adesso si gioca il quinto perché Scavo a fare il quinto. E Riecco in campo Isgro. Quindi Isgro, Leto, Francavilla e Grammatica, insomma tutti giovani, con Leto che è quello più grande. Francavilla, Scavo, secondo palo, Dell'Area! E la chiude Vita. Ha provato il Cus, il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma non è andata bene, l'aveva messa al centro bene Scavo, lo dobbiamo dire, però poi Dell'Area ha deciso di inventarsi negli ultimi 20 secondi praticamente le giocate decisive, l'assist per la Torre e poi il gol dalla difesa. Isgro, mancano 50 secondi, Francavilla vuole il dribbling, Scavo la controlla ancora, la palla era giustissima, Grammatica era dato leggermente al centro e non al secondo palo. Va Muro quando mancano 44 secondi, lunghissimo. Leto, bel dribbling, Isgro sul secondo palo, chiude Dell'Area, poi Francavilla, Di Liberto Veloso e calcia,
c'è la palla lunghissima per la Torre che la mette giù, non si sa come l'abbia messa giù la Torre dell'aria. Contro 14 secondi dell'aria, giocata poi Sgro, fallo, tiro libero. Vediamo chi lo batte, perché Di Liberto forse lo vuole calciare, perché si prende la palla e sorride e fa un cenno in panchina a dire sì, vado io, no, va Muro. Muro contro Scavo. Anzi no, ma Di Liberto. E c'era uno schema, ma Muro fortissimo, però c'è stato il giallo per Di Liberto intanto. Si ribatte però giallo per Di Liberto, insomma. E Muro da capitano dice fai tu. In campo al posto di La Barbera che si è girato. Va Di Liberto, Scavo, perfetto, Grammatica cerca la porta addosso ad Orlando che se va in mezzo a due, però è finita la partita e va bene così, vince il Mistral con il risultato di 7-3 dopo una super partita. Ma intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, perché adesso inizia la musica e quindi ci sentiremo un po' di meno. Vi ringrazio ancora, qui da Marco Giuntuto è tutto, alla prossima!